moglie è in ospedale di nuovo adesso, perché l'hanno dato, io sono farmacista. Conoscendo alcuni medici mi hanno dato la possibilità di portarla a casa e ogni giorno, un giorno alterno, portarla per l'attacco, perché ha tutto l'omisoma sinistro completamente viola, ha degli ematomi spaventosi, l'hanno riempita di cazzotti da matti. Aveva rilasciato a caldo questa testimonianza ai nostri microfoni Paolo Piotto, i segni della violenza vivi su tutto il corpo 2 giorni dopo quel terribile 18 agosto. In queste ore il farmacista in pensione preferisce non fare dichiarazioni, si limita a ringraziare la polizia. Un ispettore mi ha chiamato subito per raccontarmi dell'arresto. Tutte le dichiarazioni al termine delle indagini, spiega, aggiungendo un particolare che colpisce. E dramma nel dramma, Paolo Piotto, uno degli aggressori, lo ha riconosciuto. Nonostante fosse camuffato, gli occhi erano quelli di quel bambino che lui e la moglie avevano aiutato a rimettersi in piedi. Era un bambino, arrivava dalla Moldavia, racconta Paolo Piotto, che ricorda anche le coccole fatte al piccolo dalla moglie. Gli occhi non si dimenticano ed erano gli occhi di quel bambino quelli che picchiavano lui e la moglie, anziana e fragile in modo selvaggio, con Paolo Piotto che gridava. Ma tu hai la mamma, e se tu hai la mamma ti comporteresti in questa maniera qua, riempendo di cazzotti questa signora anziana? E questo mi hanno un po' smarrito, questo mi è servito con un po' di prendere fiato. La colluttazione iniziale è stata terribile. Aspetta fiducioso l'esito delle indagini, il pensiero costantemente rivolto alla moglie gravemente malata che da quel trauma non riesce a riprendersi, come Paolo Piotto che ha guarito le botte ma continua a chiedere come quel 20 agosto. L'anziano deve assolutamente essere protetto, difeso e dare la possibilità all'anziano di continuare una vita tranquilla, non preoccupata in questo.